Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona. È la decisione del GUP di Catania Nunzio Sarpietro, letta nell'aula bunker del carcere Bicocca a conclusione dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Al centro del procedimento nei confronti dell'allora ministro dell'Interno i ritardi nello sbarco nel luglio 2019 di 131 migranti dalla nave della Guardia Costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Il reato ipotizzato era sequestro di persona di 131 migranti aggravato dall'essere responsabile un pubblico ufficiale e perché commesso anche ai danni di minori. Accuse che l'ex ministro e il suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, hanno sempre respinto con forza, spiegando che non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale, in attesa dell'organizzazione del trasferimento dei migranti alla destinazione finale. Salvini ha sottolineato di aver agito per interesse della nazione. Come avete forse già sentito, è una sentenza con una formula molto chiara, perché il fatto non sussiste. Sapete perfettamente che quando c'è una sentenza di assoluzione si può anche pensare che magari c'è il reato ma manca l'elemento psicologico, eccetera. Invece questa formula che è stata adottata in assoluto è la più chiara, è quella che evidenzia in modo indubbio che secondo il giudice di Catania non c'è stato nessun reato di sequestro e quindi ovviamente è inutile dire questa sentenza, oltre a darci soddisfazione, ci fa riflettere sul fatto che in questo processo c'è stato un grado di approfondimento molto significativo, soprattutto se ponete un po' a confronto l'altro procedimento. La produrrete a Palermo questa sentenza? Questa sentenza certamente la produrremo e vorrei dire una cosa, in questa sentenza c'è dentro anche il caso Open Arms, tenetene conto. Questo giudice è stato un giudice estremamente rigoroso e attento, perché sin dalle prime udienze ha voluto non giudicare in maniera superficiale, ha acquisito tutti gli atti, ripeto tutti gli atti, di casi simili, ha acquisito tutto il fascicolo processuale di Open Arms, ha acquisito una serie di testimonianze fondamentali, è andato al Ministero degli Interni, al Ministero degli Esteri, alla Presidenza del Consiglio, abbiamo sentito una serie di testimoni illustri. Questo significa che questa è una sentenza emessa dopo un'analisi dettagliata di quello che è successo. Ma io dedico questa bella giornata e questa soluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri per bene, e in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro paese e che spesso lo fanno a mani nude. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità e i confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. Sono contento e ribadisco che se e quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l'immigrazione regolare, controllata, qualificata è un fattore positivo. L'immigrazione alla modi Lampedusa di 3.000 sbarchi in un fine settimana porta il caos e l'Italia non ha bisogno di caos in questo momento. Assolutamente tranquillo, perché se non esiste sequestro a Catania non vedo perché debba esistere sequestro a Palermo. E quindi secondo lei scontata? non c'è niente di scontato, però lo diceva l'avvocato. Questo giudice ha approfondito, ha studiato, ha lavorato e si è preso le sue responsabilità. Altri probabilmente scelgono vie più comode, però penso che la giornata di oggi renda giustizia di tante accuse, di tante parole al vento. Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate che hanno impegnato centinaia di persone.